Dalla luce e dal colore della pittura degli impressionisti alla grande scultura, sarà Auguste Rodin il principale protagonista, ma non l'unico, della nuova mostra firmata da Marco Goldin a Treviso. Dopo Storie dell'impressionismo, conclusasi lo scorso aprile con più di 330.000 visitatori, il curatore d'arte torna a lavorare nella sua città natale, rinnovando il sodalizio con l'amministrazione comunale. Il complesso museale di Santa Caterina dal 24 febbraio al 3 giugno 2018 ospiterà un'antologica dello scultore francese nato nel 1840 e scomparso nel 1917. Quello trevigiano rappresenterà l'appuntamento conclusivo del programma di grandi esposizioni per il centenario della sua morte. La rassegna proporrà 50 sculture e 30 opere su carta dal Museo Rodin di Parigi, molti i capolavori notissimi, dal bacio, scelta come immagine simbolo della mostra, al pensatore, dal monumento a Balzac, all'uomo dal naso rotto, all'età del bronzo, sino ai bozzetti, spesso di ampio formato, delle opere monumentali, ovviamente intrasportabili o mai completate, come i Borghesi di Calais e la Porta dell'Inferno. Ma l'arte di Rodin sarà al centro di un confronto ideale con un altro caposcuola della scultura del Novecento, il trevigiano Arturo Martini, come ricorda Marco Goldin. È stato un percorso, come sempre quando si lavora a Treviso, un po' accidentato. Alla fine le cose sono venute, c'è stata un'accelerazione proprio negli ultimissimi giorni e quindi siamo qui oggi per presentare, credo, un progetto particolarmente interessante perché porta a Treviso certamente il più grande scultore del XIX secolo, che ha vissuto anche 17 anni nel corso del XX secolo, mettendo in relazione questo straordinario artista che è Rodin, ovviamente, lo scultore del bacio, del pensatore, quindi immagini veramente che stanno nell'immaginario collettivo, con Arturo Martini, grande artista trevigiano. E devo dire con un certo orgoglio da trevigiano che il Museo Rodin è stato felicissimo quando io, ancora ormai molto tempo fa, ho fatto questa proposta di poter avere una cinquantina di capolavori della scultura qui a Treviso di Rodin, felicissimo del fatto che questa proposta arrivasse da Treviso, la città di Arturo Martini. E devo dire che questo ci ha aperto anche le porte al fatto di avere delle sculture veramente celebri, anche alcuni gruppi monumentali che saranno esposti un paio nei chiostri di qui di Santa Caterina. Credo sia una cosa bella, insomma, far capire anche che quanto Arturo Martini sia valutato all'estero. La mostra sancirà anche il debutto della nuova risistemazione della pinacoteca permanente del Museo Civico. Dopo essere stato accolto da 2 grandi bronzi nel chiostro, il visitatore la percorrerà prima di scendere nelle 2 sale della cosiddetta Ala Foffano e nella grande sala Ipogea, inaugurata nell'occasione dopo i restauri. Poi il percorso, grazie anche al biglietto scontato, proseguirà al Museo Bailo con un omaggio a Martini, di cui l'istituzione trevigiana conserva oltre 100 opere. L'assessore alla cultura di Treviso, Luciano Franchin. Naturalmente i visitatori che entreranno per la visita per la mostra su Rodin passeranno per la Pinacoteca, potranno tranquillamente vedere le nostre opere e da qui, cioè da Santa Caterina, ripartire per un nuovo balzo culturale verso il Museo Bailo, dove troveranno i Gino Rossi nostri e quelli portati da Marco Goldin e la preziosissima, straordinaria collezione di Arturo Martini. Io ricordo sempre che la collezione di Arturo Martini che abbiamo a Treviso è la più grande collezione nazionale, ma in realtà è internazionale, di Arturo Martini. Ci sono Arturo Martini un po' sparsi qua e là, ma noi abbiamo una raccolta che è straordinariamente importante. Verrà proposto anche un ulteriore approfondimento su un altro grande artista trevigiano, il pittore Gino Rossi. Agli 8 dipinti di proprietà delle raccolte civiche, Goldin affiancherà una ventina di quadri provenienti da collezioni private per dar vita alla prima vera retrospettiva sul pittore organizzata a Treviso dal 1974 ad oggi. Goldin, insomma, accantona gli amati impressionisti? Non del tutto. Il curatore ha lanciato la sfida di voler radunare anche alcuni dipinti di Monet esposti in una rassegna che fece epoca nella Parigi del 1889 insieme a sculture di Rodin, anch'esse presenti in mostra.
Treviso dunque rilancia ancora sul tema della cultura e del volano turistico ed economico da essa generato. Il merito di aver reso possibile il progetto, mettendo insieme un pool di sostenitori, come ha riconosciuto lo stesso Goldin, va al sindaco Giovanni Manildo. Io devo ringraziare il sistema Treviso, inteso come istituzioni, Camera di Commercio, associazioni di categoria, Un'Industria, Confcommercio, Coldiretti, Confartigianato, i privati, il gruppo Baccini che fa il main sponsor, perché grazie a questo veramente siamo riusciti a raccogliere le risorse necessarie per questo ritorno incredibile. Una mostra, quella di Rodin, che è fantastica non soltanto per il centenario della morte di questo grandissimo scultore, ma per il bellissimo parallelo che possiamo fare con Arturo Martini, quindi questa è anche una mostra che è una valorizzazione del nostro patrimonio, quindi sono veramente soddisfatto di tutto. Ha lanciato lo slogan Oltre le mura. Sì, cultura oltre le mura è lo slogan con il quale ci siamo presentati per la candidatura di città capitale della cultura del 2020. Cultura oltre le mura intesa come andare oltre questo bellissimo nostro monumento che cinge la nostra città, andare oltre come apertura, andare oltre guardando al di fuori dei nostri confini, ed è proprio quello che abbiamo fatto, perché il dialogo delle cose belle del nostro patrimonio, Martini, con qualcosa di straordinario che viene dal museo francese Rodin, porta proprio il mondo nel locale, quindi è veramente andiamo oltre le mura per dimostrare la bellezza della nostra città. E nella speranza di essere nominata capitale italiana della cultura nel 2019, scherza il primo cittadino, intanto Treviso l'anno prossimo diventerà capitale della scultura.